12 in punto, anche oggi, mercoledì 2 febbraio, siamo qui puntuali per raccontarvi in diretta l'informazione del Veneto dal Veneto. Buongiorno a tutti i nostri telespettatori che sempre di più ci seguono in questa fascia di primo pomeriggio, pranzo primo pomeriggio, dedicata all'informazione, una puntata, quella di Focus TG di oggi, che come vedete dalla grafica in sovraimpressione alle 12:30 vi proporrà in diretta la conferenza stampa del presidente Luca Zaia, in diretta da Marghera, per fare il punto della situazione non solo sulla questione Covid, contagi e sull'evoluzione della curva della situazione epidemiologica in Veneto, ma sicuramente verranno trattati anche altri punti all'ordine del giorno. Dicevamo, siamo in diretta, vi terremo compagnia insieme a Luca Zaia fino alle 13:30, però adesso in attesa di collegarci da Padova, perché c'è un'iniziativa molto particolare da parte di un ristoratore albergatore che manifesta in un modo del tutto originale contro il caro bollette. Ci collegheremo fra poco con la nostra collega Chiara Gaiani. Ieri però è stato il primo giorno di entrata in vigore delle nuove regole sul Green Pass per accedere negli uffici pubblici, banche, poste, negli esercizi commerciali. Insomma, cerchiamo intanto di fare un po' di chiarezza con alcune linee guida nel primo servizio. Signor Francesco, lei da oggi è obbligato a controllare il Green Pass delle persone che entrano? Beh, così sono le disposizioni del nuovo decreto e quindi a campione io dovrei controllare il Green Pass di chi entra. Come trova questa norma? Non la trovo molto corretta. Secondo me si sta esagerando un po'. Non capisco come mai in altri paesi europei ci sono comportamenti diversi. Da noi c'è queste disposizioni un po' troppo restrittive. Abbiamo scaricato l'app sul telefono dell'azienda. Una cosa difficile, i clienti come reagiscono? Non è stato così semplice, sinceramente, me ne occupo di informatica. La ricerca è stata abbastanza complicata, se devo dire la verità, non è stato divertente. E i clienti che cosa dicono? Penso sia da qualche giorno che se ne parla comunque. Niente, non è un problema per loro. Signora, lei si è attrezzata per controllare il Green Pass da oggi. Ma cosa pensa di questa cosa? Allora, una cosa positiva senz'altro, però dovrebbe essere estesa un po' a tutti, non fatta a macchia di leopardo, cioè soprattutto supermercati di una certa consistenza o ambienti di una certa grandezza, anche alimentari se vogliamo, che avrebbero la possibilità anche di avere una persona che all'entrata stessa avesse una persona fissa a controllare. Troverei che forse è più idoneo. Partenza senza particolari intoppi anche in questo ufficio postale, dove la direttrice ci spiega come funziona il totem giallo all'ingresso. Come qualsiasi altro giorno, il cliente entrando in ufficio si avvicina al nostro gestore Altese affinché venga erogato il ticket. Quindi il gestore già chiede al cliente di far leggere il Green Pass e subito dopo lo stesso gestore eroga il biglietto in base all'operazione che viene richiesta dallo stesso cliente. Nel caso in cui ci dovessero essere problemi in quel momento, in quel frangente riguardo la lettura, comunque la lettura del Green Pass viene eseguita a sportello e così l'operatività può procedere senza nessun problema. Il sistema tutto sommato è semplice, ci hanno però spiegato nell'ufficio postale che a essere più in difficoltà sono le persone più anziane. Stamattina li abbiamo accolti come ogni mattina, però abbiamo spiegato anche quale sarà l'operatività da oggi in poi.
E come vi dicevo, siamo pronti per collegarci proprio con Padova e proprio con la collega che abbiamo visto nel nostro servizio di apertura, Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Ho già introdotto che ci devi raccontare di un'iniziativa molto particolare per protestare contro il caro bollette e poi tutte le novità che arrivano da Padova. A te la linea. Buongiorno Alex e buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, con il collega Federico Cibotto siamo appena stati in un ristorante di Prato della Valle, vedrete tutte le immagini nei nostri telegiornali di questa sera, dove venerdì si cenerà a lume di candela. Perché? Perché purtroppo i prezzi dell'energia, per ora dell'energia elettrica, sono addirittura triplicati, vi darò poi 2 cifre, e quindi il ristoratore ha pensato a questa, tra virgolette, forma di protesta, soprattutto di sensibilizzazione nei confronti dei suoi amici e clienti, che di fatto stanno anche proprio rispondendo. Insomma, lui spera di raggiungere finalmente, di rivedere la sua sala ristorante piena. Ecco, vi dicevo che vi avrei dato 2 cifre. Alla fine del mese di agosto, il pagamento è avvenuto a metà settembre, aveva pagato poco più di 2.000 euro di energia elettrica. La bolletta che dovrà pagare il 7 di febbraio sarà 3 volte superiore, 6.200 euro. Tra l'altro ci faceva anche notare che a agosto c'erano anche i prezzi relativi all'aria condizionata, quindi insomma un costo importante dal punto di vista dei consumi di energia elettrica, mentre nel periodo di dicembre, per la precisione nella settimana di Natale, questo ristoratore ha deciso di tenere chiuse. Quindi molto preoccupato, ci racconta insomma che sta sopravvivendo solo grazie al lavoro di tutti i soci impegnati, senza l'utilizzo dei suoi 18 dipendenti soliti. Una forma di protesta, diciamo che è una sorta di San Valentino anticipato. Vi faremo vedere anche insomma l'atmosfera bella insomma che si crea, però di fatto insomma i problemi sono davvero molto importanti e stanno iniziando a creare delle grosse preoccupazioni, anche perché non si limitano questi rincari, anche se davvero più evidenti sul fronte di energia elettrica e gas, non si limitano a questi rincari. I rincari ci sono stati anche sul fronte delle materie prime per un ristorante, Certo. dal pane alla carne, al pesce, insomma. Ecco, ci fa il quadro di una situazione piuttosto preoccupante. Chiara, sappiamo che adesso andrai in ospedale, tranquillizziamo i nostri telespettatori, tu stai benissimo, insomma andrai per raccogliere un po' di informazioni, fare anche il punto sulla situazione contagi. Sì, ci troviamo già in realtà all'interno della grande città, nella città che è l'azienda ospedaliera di Padova, e sì, andiamo a sentire come sta andando la situazione, anche se per fortuna, almeno sul fronte del numero dei positivi, i dati degli ultimi giorni sono confortanti. Padova aveva superato le 50.000 persone in isolamento, dati di ieri eravamo sotto alle 40.000, anche se si mantiene questo trend con un numero di contagi insomma di nuovi positivi molto alti di giorno in giorno. Io credo che il direttore generale dal BEN ci farà anche il punto su quelli che loro definiscono i Covid per caso. L'ospedale per fortuna in questa ondata è sempre rimasto aperto, ci sono quindi persone che arrivano in ospedale per altri problemi che si ritrovano positive al virus in modo del tutto inconsapevole. L'altro fronte che resta di preoccupazione è quello dei bambini, soprattutto di quelli più piccoli che ancora non possono accedere al vaccino. E allora ti auguro buon lavoro Chiara, raccogli Grazie. poi tutte le informazioni che andremo a sviluppare più avanti. Grazie alla collega Chiara Gaiani per il suo collegamento da Padova. Come vi dicevo, fra poco alle 12:30 saremo in diretta con la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, che farà appunto lui stesso il punto della situazione contagi e Covid, con insomma le misure restrittive, la situazione anche legata al Green Pass, insomma una conferenza stampa da seguire qui su Rete Veneta. Prima di dare la pubblicità chiudiamo un attimo il cerchio sulla situazione del Green Pass, appunto primo giorno del Green Pass, con un altro servizio che riassume le regole, le direttive e come stanno andando le cose nel Vicentino. Vediamo. Però io solo per chiedere se in caso la verifica la fanno all'interno. Grazie.
Green Pass obbligatorio anche negli uffici del comune. Il 1° febbraio è una data importante nella vita di tutti i giorni per ognuno di noi. Diventa infatti obbligatorio il Green Pass, anche quello base che si ottiene col tampone rapido molecolare, per accedere ai negozi, in posta, in banca e negli uffici pubblici. Una novità, ma non certo una rivoluzione per i vicentini. Abbiamo chiesto loro come è stato il primo impatto a negozianti, clienti e cittadini che sono entrati in posta negli uffici del comune. Nessun problema, verrebbe da dire. Probabilmente gli stessi clienti sono d'accordo nel farlo vedere. Sì, indubbiamente questo, si sentono anche più sicuri, sembra una forma di sicurezza che si dà, no? Non la vede come una limitazione? Insomma. Assolutamente no, tanto per tirare fuori il telefonino, quello che è, per farlo vedere, non vedo nessuna limitazione, impedimento. Li ho controllati e non c'è stata difficoltà, le clienti sono state molto disponibili e hanno capito che dobbiamo farlo. Non cambierà il vostro lavoro? Spero di no. Ovvio che per le persone non vaccinate c'è l'obbligo di farci vedere il tampone. L'esperimento è da stamattina, ho avuto 3 persone, 4 e sono state loro sì a presentarlo. Mi sembra un po' un'esagerazione personalmente. Cioè nei negozi le sembra un po' troppo? Sì, nei negozi penso che sia troppo. Perché non ci si ferma tanto? Appunto si sta poco di solito e poi comunque abbiamo già la mascherina, abbiamo tutto quanto quello che serve per controllarsi. Insomma, però insomma si fa se bisogna fare. Vabbè, certo, se è una regola, stiamo alle regole. Potrebbe essere anche giusto per me, insomma, finché non tutti si vaccinano. Quindi anche nei negozi? Anche nei negozi. Novità accolta con favore anche dai cittadini che hanno avuto bisogno di accedere agli uffici del comune di Piazza Biade. Il municipio e ce l'hanno chiesto, tutto a posto. Qualcosa in contrario per voi o è giusto? Assolutamente, trovo giusto. All'ufficio postale di Ponte degli Angeli poi il problema, più che il Green Pass, semmai è la fila all'ingresso. Siamo d'accordo in questa cosa qui, perché è giusto che sia così secondo me. Sono d'accordo anch'io sul Green Pass, anche perché ce l'abbiamo, quindi... Ormai lo chiedono quasi ovunque. Sì, mancavano ancora gli uffici comunali, postali e i negozi, quindi non cambia molto per lei. Infatti, no, non cambia nulla, noi a posto. Più è la coda, ecco. Sì. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo subito. Ben ritrovati a Focus TG, sono le 12:14, siamo in diretta, fra poco come vedete nella nostra grafica alle 12:30 in punto ci collegheremo con Marghera per la conferenza stampa, il punto stampa del governatore Luca Zaia, in attesa appunto di cedere spazio al governatore Zaia. Noi continuiamo nella nostra striscia dedicata all'informazione del Veneto. Perché? Perché la nostra collega Chiara Gaiani da Padova ci ha raccontato di questa particolare iniziativa di un ristoratore che per protestare contro il caro bollette organizzerà una cena a lume di candela. Ebbene, protestano anche le piscine, i centri sportivi, gli impianti natatori che domenica terranno chiuso, sospenderanno tutte le attività. Anche loro chiedono aiuto al governo, chiedono aiuto alla regione proprio per tutte le difficoltà legate all'aumento dei prezzi. Domenica prossima piscine chiuse a Pedavena, Santa Giustina, Agordo, Longarone, Pieve di Cadore e Pelos di Cadore. Le norme anti-Covid e il caro bollette stanno mettendo a dura prova la tenuta economica degli impianti natatori che per il prossimo 6 febbraio hanno deciso a livello nazionale di sospendere l'attività ridotta ormai al 50-60%. Da molti mesi il sistema dei gestori delle piscine ha chiesto degli incontri mirati e approfonditi sia col governo centrale sia con la regione del Veneto per andare ad analizzare a fondo quali sono gli interventi che possono essere fatti proprio per evitare quello che sta succedendo. Gli aumenti dell'energia e del gas e dei prodotti chimici stanno mettendo in ginocchio moltissimi impianti a livello nazionale. In tutti questi mesi, con tutti gli interventi che sono studiati per gli impianti di risalita, eccetera, eccetera, ci si dimentica delle piscine. Per quello spesso si accomunano poi le piscine alle palestre private. Noi siamo gestori, per il 95% delle piscine sono pubbliche, quindi sono di proprietà degli enti locali,
dati in affidamento, in convenzione a società come la nostra, e che quindi non abbiamo la libertà di decidere quello che vogliamo. A livello locale le amministrazioni proprietarie degli impianti della provincia di Belluno sono intervenute a sostegno degli enti gestori, ma i loro aiuti non sono sufficienti per risolvere un problema che riguarda un'attività fondamentale per la salute, la prevenzione, lo sport, la socialità. Per questo l'iniziativa di domenica sarà svolta in piena sintonia con gli enti locali. Il grido è di forte allarme. Se non ci dovessero essere delle risposte, dovremo ovviamente ripetere l'iniziativa o arrivare anche a delle soluzioni. Già alcune piscine hanno chiuso parte delle vasche, alcune hanno deciso di non aprire più certi giorni della settimana, e perché dobbiamo sostenerci economicamente, quindi se l'attività è in perdita bisogna chiudere. E adesso cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Jesolo, quindi nel veneziano, per raccontarvi una storia che ha veramente del paradossale, perché è stata occupata la casa di un 79enne mentre lui era ricoverato in ospedale. Adesso la persona si trova appunto senza casa, chiede aiuto allo Stato, chiede aiuto alle istituzioni, ma insomma continua a montare la polemica per quello che è successo. La casa occupata, e qui hanno fatto il colera e allora gli assistenti sociali mi hanno mandato in un posto e sono stato lì in periodo di tempo, ma intanto loro erano dentro, qui hanno sfacciato tutto. Dentro qua hanno disfatto tutto, hanno messo dentro le sue robe, hanno fatto il colera, insomma. Episodi che ormai sembrano essere all'ordine del giorno, proprio come è accaduto al signor Giorgio, 79enne di Jesolo. Vive in una casa comunale in via Antiche Mura, che a dicembre ha lasciato per alcune settimane a causa di un ricovero in ospedale per problemi di salute. Li hanno trovati che dormivano, che erano dentro qua, e li hanno mandati fuori. Una volta rientrato dall'ospedale gli è stato detto che la casa in cui vive era stata occupata nel frattempo. Insieme agli agenti della polizia locale si sono recati qui, hanno aperto la porta per mandare via le persone che avevano occupato l'abitazione, ma l'amarezza resta tanta. Una casa già fatiscente che chi ha occupato ha contribuito a rendere ancora peggiore, come ci ha raccontato Giorgio. Adesso uno abita ancora qua dietro qua e non riescono a mandarlo via. Ha occupato? Sì, è occupato e non lo mandano via, non riescono a mandarlo via. Fa schifo sta roba qua, che è impossibile che lo Stato non riesca a mandarli via. Non riescono a mandarli via. Gente che ruba dalla mattina alla sera. Oh, qui mi hanno rubato tutto, mi hanno lasciato a piedi dappertutto. Ma è possibile che lo Stato non metta le mani, che non sia nessuno, ma neanche i carabinieri non riescono a mandarlo via. I carabinieri sono andati dentro, non riescono a mandarlo via. La rabbia è tanta per le ingiustizie che troppo spesso si è costretti a subire, perché chi sbaglia non viene punito come dovrebbe. È lo Stato che deve mettersi le mani, se non vanno fuori si buttano fuori di prepotenza, non hanno capito ancora che questi qui non hanno paura di niente. Restiamo nel veneziano perché ieri, lo sappiamo, è venuto a mancare l'ex presidente del Venezia, Maurizio Zamparini, un personaggio conosciuto a livello nazionale, internazionale, presidente anche del Palermo, legato a doppio filo al mondo dello sport. E allora proprio la comunità sportiva in Laguna ha voluto esprimere, e non solo la comunità sportiva, il proprio cordoglio. Ho preso notizia da un messaggio del nostro segretario e sì, naturalmente sono cose che dispiacciono, anche perché comunque Zamparini, per quanto riguarda la mia carriera calcistica, ha rappresentato una parte importante, perché quando è arrivato qua a Venezia io ero ancora un bambino che giocavo nel Venezia. Un burbero visionario che sapeva guardare oltre, avendo come dono una grande lungimiranza. Così Paolo Poggi, attuale dirigente del Venezia Calcio ed ex calciatore, ricorda il compianto ex presidente arancione-nero-verde Maurizio Zamparini, morto questa notte intorno alle 2 all'età di 80 anni nella clinica di Cotignola in provincia di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno. Zamparini a Natale era stato ricoverato in terapia intensiva a Udine per una peritonite.
È un uomo difficile da affrontare, perché non le mandava a dire, perché aveva delle sue idee e le portava avanti con grande impeto, e spesso ha ragione, ma mi viene da pensare, anzi la prima cosa che mi viene in mente è quella di dire che è stato un uomo, per quanto ci riguarda qua a Venezia, lungimirante, perché l'idea della fusione è stata un'idea sua contro tutti praticamente. Cordoglio anche da parte del primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro. Con Maurizio Zamparini se ne va un grande imprenditore, uomo di sport, protagonista di un pezzo di storia della città di Venezia con la promozione del Venezia Football Club e il progetto del nuovo stadio, così nel suo post su Twitter. È una persona che va ricordata come un presidente che ha fatto la storia qui, il ricordo di Mattia Collauto, direttore sportivo sempre del Venezia Calcio. Soltanto alcuni dei nomi e volti che vogliono ricordare e omaggiare Zamparini come imprenditore e presidente che ha fatto tanto per il calcio Venezia, nonché come padre, già fortemente provato l'anno scorso per la perdita prematura del figlio più piccolo, Armando, trovato morto a Londra a soli 23 anni a causa di un'ischemia. Zamparini capiva di calcio come pochi, dice oggi sempre Paolo Poggi. A me personalmente lascia la sua lungimiranza nel decidere di fare la fusione fra Venezia e Mestre, l'esempio di una persona che ha fatto una cosa coraggiosissima. Piccola pausa e poi torniamo subito perché si avvicinano le 12:30, momento in cui ci collegheremo con la conferenza stampa del presidente Luca Zaia. (12:26) in diretta con Focus TG. Fra poco, come vi ho ampiamente annunciato, ci collegheremo con Marghera per il punto stampa del presidente Luca Zaia. Vedete, la sala della protezione civile si sta già animando, quindi fra poco saremo lì. Nel frattempo però spostiamoci a Vicenza. Vicenza perché? Perché è una delle 10 città, c'è anche Chioggia in questo rush finale, candidate a diventare capitale italiana della cultura 2024, e noi ieri siamo andati proprio a Vicenza per testare l'umore dei residenti. Beh, tanto questo è un grande onore essere entrati in finalisti al 10° posto, anche perché tutto il lavoro che è stato fatto dalle persone che hanno seguito questo progetto anche in maniera molto approfondita e di corsa, perché i tempi erano stretti, perciò i primi complimenti vanno a loro e poi speriamo bene che Vicenza ce la faccia. Grande orgoglio, grandissimo orgoglio, magari non vinceremo ma è bello essere candidati. Visto le altre candidate dovremmo essere un scalino superiore, insomma. Speriamo, Lei è convinto, no? Siamo assolutamente convinti, grazie. La convince magari se dovesse dare un suggerimento a quelli che dovranno presentare il progetto per l'ultima volta, dove puntare? Beh, la nostra gloria è questa qua, insomma, no? Quindi il Palladio. Interrompiamo il servizio per dare chiaramente priorità alla conferenza stampa del presidente Zaia, a cui lasciamo la linea. Sono fuori. Cioè, effettivamente, Federico, questa tirare c'è da far paura. Messer Cosato. Vabbè, attendiamo allora. In attesa dei vostri due colleghi, volevo dirvi, oggi abbiamo deciso di fare un passaggio, anche perché penso che sia il minimo fare un punto della situazione rispetto alla situazione Covid, ma anche perché è una giornata topica per il Covid, perché poi saremo impegnati con la conferenza delle regioni, con riunioni anche con il Ministro, per vedere se passa sta nostra linea di semplificazione. E questo è importante, quindi è una giornata molto importante questa, per togliere le complicazioni alla vita ai cittadini. Questo di chi è questo? Bene.
Sono già arrivati o manca ancora qualcuno? Che tempi hanno di attesa? Circa 5 minuti. Poco, niente, 5 minuti. Bene. Grazie. No. Grazie. Perché tra loro c'è la condivisione dei segni. Saluto i cittadini, buona festa della Candelora oggi, Non si ricorda più niente qua ormai. I giorni della merla sono passati. Sì. Fuori dall'inverno la Candelora. Effettivamente sono belle giornate. E io poi qua oggi mi tratterrò poco, perché ho il treno alle l'1:30 e domani ci sarà l'aggiornamento del Capo dello Stato, insediamento ufficiale, e quindi tutti devono essere presenti. Devo anche dire, vi dico prima di iniziare, che col Presidente Mattarella sabato, quando siamo stati a incontrarlo, prima della sua nomina, come Presidente di Regione, poi il Presidente, come di sua consuetudine, parla personalmente con ogni singolo presente, no? E parlando con me mi ha ricordato lui, e questo lo devo dire, lo posso dire anche perché io ho apprezzato questo, il tema dell'autonomia. Forse anche perché si ricorda che ogni volta che ci vediamo dico il Presidente dell'autonomia. No, nel senso che penso che ci sia assolutamente la sensibilità. Non posso non dimenticare che quando nel 2014 abbiamo approvato la legge referendaria, perché il Veneto è andato a referendum una legge, quindi il caso unico e storico, e ci venne impugnata in quel giugno 2014 del governo Renzi, poi noi ricorremmo alla Corte Costituzionale, anzi facciamo ricorso alla Corte, e in Corte la sentenza la scrisse, se non ricordo male, il ministro Cartabia, che allora era giudice della Corte, e c'era anche come giudice della Corte c'era anche l'attuale Presidente Mattarella allora. Quindi, come si può dire, non ha mai trovato un substrato ostile questa nostra idea, che del resto è assolutamente legale. Io darei inizio, se siete d'accordo, tento di attendere ancora un minuto per il linguaggio dei segni, perché è giusto... Capitalizziamo il minuto, l'espressione di Mattarella come sono state sulla Ma no, nel senso che il Presidente conosce bene il processo che è in corso. Penso che lui sia assolutamente attento a questo processo, visto e considerato che è un processo costituzionale e il garante della Costituzione non può che confermare che il processo è costituzionale. Considerate che sull'autonomia noi oggi siamo a un livello non proprio da punto morto inferiore, nel senso che abbiamo sostanzialmente un testo di legge quadro che, se passasse al vaglio del DAGLE, cioè dell'ufficio legislativo di Palazzo Chigi, come è stato pensato, avrebbe le norme finanziarie che noi abbiamo chiesto. Quindi siamo in attesa anche di un'analisi. Adesso questo fermo per il Quirinale è comprensibile, però adesso bisogna riprendere anche questo fronte, alla luce del fatto che anche sul Covid sembra che ci sia un allentamento. Prego. Vabbè, ma vedo il linguaggio dei segni che sta entrando. È a posto? Bisognerebbe che arrivasse un po' prima degli 8 minuti. E come mai te l'hanno fatto per ultimo? Avanti. Allora, bene. Allora io direi di dare inizio. Saluto tutti, buongiorno, scusate se
Siamo stati un po' assenti in questo periodo, ma abbiamo avuto una settimana con il Quirinale, poi l'assessore dà il benvenuto che si è fatta 3 mesi di isolamento. 14 giorni, che è la dimostrazione che alla fine sono, come si vuole, pezzi di virus che ti complicano la vita. E purtroppo sto test non veniva mai negativo e io l'avrei rifatto, per essere sicuro. No, sto scherzando. Allora, e poi c'è la dottoressa Russo che oggi dirà un po' di belle novità sul futuro di quello che vorremmo fosse il nostro piano di sanità pubblica. Tamponi molecolari 9 milioni e 16.000. Tamponi rapidi 16 milioni 889.000. Totale, ragazzi, sono 25 milioni 906.000. Quindi vuol dire che domani saremo a 26 milioni di test fatti. Roba neanche da crederci. Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto, un attimo solo perché qua è sparito un carteggio. Scusate, non trovo. Niente, non c'è. No. Eccoli qua. No. Eccoli qua. Nelle ultime 24 ore, Federico già sudava, 14.190 positivi. Intercettati sostanzialmente da 142.124 tamponi, incidenza vedete si sta abbassando, 9,98, un 10%, cioè. Considerate che poi questi tamponi si fanno asintomatici e a persone che sono state vicine a coloro che sono già positivi, quindi sono tamponi, diciamo, mirati, quindi un 10% dei tamponi mirati è un bel dato. Positivi di oggi in Veneto sono 208.908 che sono isolati. Numero dei positivi dall'inizio, dal 21 febbraio 2020, 1.181.342, che non è il numero dei positivi in Veneto, è quello che noi abbiamo incrociato con i test, con i 26 milioni di test. Ospedali. Nei nostri 68 ospedali in questo momento ci sono meno di 2.000 persone, 1.972, meno 37. I ricoverati in zona non critica sono 1.808, meno 35, e in terapia intensiva 168, meno 2. La terapia intensiva non Covid è 287, vuol dire che abbiamo 455 persone, se sommiamo le 2 terapie intensive, oggi presenti nelle nostre terapie intensive. Totale dei decessi abbiamo superato i 13.000, 13.240 più 30. I dimessi sono 28.321. Sì, tra l'altro vorrei sempre ricordarvi che a fronte dei positivi che abbiamo trovato in 24 mesi, questi sono quelli che abbiamo ricoverato. Lo dico perché c'è ancora qualcuno che pensa che il Covid si possa curare a casa, ve lo diciamo noi, è scritto qua. Allora, ragionamenti. Tanto rispetto ai vaccini, alle vaccinazioni, le vaccinazioni stanno procedendo, abbiamo fatto nelle ultime 24 ore 25.063 vaccinazioni, delle quali 1.288 prime dosi, 3.679 ovviamente le seconde dosi e poi 20.000 terze dosi.
Vi dico anche che sulle vaccinazioni, come voi sapete, siamo verosimilmente domani arriveremo al traguardo dei 10 milioni e mezzo di vaccini, perché oggi siamo a 10 milioni 448. Allora, come vedete dai dati, noi abbiamo dati che ci dicono che c'è sicuramente un allentamento delle curve, tant'è vero che l'R con T è 1, il tasso dell'occupazione in area medica è 26, però vi dico già che abbiamo un tendenziale da 24-25, tasso occupazione terapie intensive 17% con un tendenziale al 16%. Cioè abbiamo due tendenziali nel breve in diminuzione. Incidenza 2125, se qualcuno diceva l'anno scorso senza vaccini 2125, penso che si poteva tagliare il virus col coltello in aria. Vuol dire che i vaccini ci hanno dato una gran mano. Allora, abbiamo sicuramente una proiezione sulle terapie intensive di calo. Siamo davanti a un calo che si vede importante. Pensate, noi abbiamo un calo atteso, prima vi ho dato il dato, ve lo dico esattamente, nell'occupazione dell'area medica non critica del 24,2% come proiezione abbiamo, e del 15% per le terapie intensive. Queste sono le due proiezioni. Io vi faccio vedere due grafici. Prego. Stiamo parlando di 7 giorni di previsione a 7 giorni. Questi sono i positivi. Linea blu è questa, è la nostra ondata in corso, linea rossa è quella 2021. Vedete che c'è il calo, se vedete la linea blu vedete che quel becco, ma vedete anche la mole di positivi che abbiamo affrontato. Ma andiamo a vedere l'altra tabella che è ancora più chiara, i ricoveri. Cioè voi vedete la linea rossa, no? Sono la linea rossa dei ricoveri. L'anno scorso vi ricordate cosa è accaduto? Guardate che massa di ricoveri, nonostante si abbia ogni giorno 10 volte i positivi dell'anno scorso, guardate che massa di ricoveri in meno abbiamo fatto. La linea blu sta a indicare l'andamento dei ricoveri di questa ondata, che noi definiamo 2021. Vedete che anche qui c'è il becco, c'è un contenimento. Allora, guardate, i ragionamenti che si fanno sono molto semplici. Noi dobbiamo prendere atto che siamo davanti a una mole di positivi, che per carità intercettiamo anche perché facciamo molti più tamponi, però una mole di positivi importante. È pur vero che tutti noi e i cittadini che ci stanno ascoltando da casa dicono sì, è vero, ormai si conoscono positivi dappertutto. È altrettanto vero che se uno ti dice sono diventato positivo, non fai il triplo salto mortale all'indietro con avvitamento per scappare, ma gli dici da quanti giorni sei a casa, e quindi c'è un approccio che anche culturalmente, brutto da dire, è più di familiarità con il virus. Io non voglio banalizzare l'infezione, che sia chiaro. Il rischio c'è sempre, perché abbiamo delle tabelle che ci dicono sulla mortalità, se ve la trovo al volo ve la faccio vedere. No, ce li ho qua, le avevo tirate fuori. Vabbè, dopo ve le faccio vedere. Il rischio c'è sempre, perché vediamo le fasce di mortalità, vediamo anche i ricoveri, vediamo quanto pesano questi ricoveri rispetto anche alla campagna vaccinale. Ad esempio si vede, ma ce l'ho in grande, dovrei averle, a meno che non le abbia dimenticate. Scusate un attimo, c'è montagna di fogli. Eccole qua. E abbiamo 3.000 fogli. Allora, il rischio c'è sempre. Questo è il tasso di positivi rispetto allo stato vaccinale. Considerate che ogni gruppo dei tre colori sono il rosso
i non vaccinati, il rosso non vaccinati, il giallo una dose, i verdi con la vaccinazione completa. Vedete che le colonne rosse dei non vaccinati rappresentano sempre coloro che per ogni fascia di età, ogni blocchetto è una fascia di età, per dire questa è gli over 80, sono quelli che si infettano di più. Però se noi andiamo a vedere la mortalità per fascia di età, eccola qua. Sì, scusatemi, nuovi ricoveri per fascia d'età. Vedete questa colonna alta? Questa è una colonna alta che è per gli over 80. Se scendete fate i 60-79 anni, vedete che la parte di persone ricoverate non vaccinate cresce. Allora, sugli over 80 capiamo che ci sono comorbidità, patologie, eccetera, quindi il vaccino è una discriminante ma non così forte nel ricovero, però lo vediamo nelle terapie intensive che poi lo diventa. Scendendo di fascia di età, la colonna rossa diventa praticamente predominante, cioè chi finisce in ospedale ad età più basse ci finisce perché non si è vaccinato. Non so, questa è la colonna 20-39, questa qui, e vedete che la colonna predominante rispetto alle altre due è quella rossa. Allora, davanti a... Sì, poi ve le do. Davanti a questi dati, io mi sento di dire, alla luce di 24 mesi ormai di Covid, che è cambiato lo scenario e va cambiata la strategia. Qualcuno, qualche settimana fa, quando dicevamo ste robe, diceva Zaia fa le proposte per non far più tamponi per nascondere i positivi perché la sanità sta andando ancora al collasso. Grandi profeti questi, da chiedere i numeri dell'otto che forse ci va bene sto fine settimana. Avete visto che avevamo ragione. Oggi The New York Times, che io leggo tutti i giorni perché fa sto briefing morning, oggi dice Norvegia e Danimarca tolgono le restrizioni. C'è comunque un movimento di pensiero nei piani di sanità pubblica europei e internazionali che si sta adeguando più o meno velocemente alle indicazioni del CDC, che poi verranno, annunciate ulteriormente con l'ultimo, focus dalla dottoressa Russo. Io sono convinto, poi per carità oggi ci sarà la riunione, immagino che ci sarà sempre la solita mediazione, giustamente i tecnici, non siamo noi, ci diranno cosa si potrà fare, ma che noi dovremmo sempre più pensare di concentrarci sui sintomatici, su chi ha raffreddore, su chi emette carica virale in maniera importante, su chi ha sintomi che vanno curati, ma non possiamo pensare che da qui all'infinito si continui a correre dietro a tutti i cittadini col contact tracing. Se diamo per assodato che questo virus non ci lascerà, ma diventerà ubiquitario, e tale è, e perché tale è? Se ci pensate, con 20.000 contagi al giorno, 15.000, oggi ne abbiamo 16.000, vado a vedere i dati degli ospedali, c'ho calo delle terapie intensive e calo dei ricoveri. Vuol dire che il virus è ubiquitario, ma non è così invasivo da dare effetti clinici con ricaduta sull'ospedale in questa fase. Perché? Perché fondamentalmente quella che chiamiamo immunità di gregge l'abbiamo raggiunta, perché o ti sei iniettato il vaccino o ti sei beccato il virus. C'è anche poi chi si è iniettato il vaccino e si è anche beccato il virus, che è una terza condizione che non è banale anche dal punto di vista scientifico, perché sembra dagli ultimi studi della Gran Bretagna che la terza dose con positività dia addirittura una produzione anticorpale, quindi una risposta immunitaria che sia utile anche a altre varianti, nel senso che vuol dire che ti blinda ancora di più, fermo restando che il contagiato in terza dose o è asintomatico o ha sintomi lievissimi, cioè Pauci sintomatico tanto per dargli una cioè un po' di raffreddore, 2 linee di febbre. La dimostrazione dell'assessore 2 giorni di tosse.
Allora, alla luce di tutto questo, se ci concentrassimo sui positivi, scusatemi, sui sintomatici, cambierebbe la vita dei sistemi di sanità pubblica. Faccio un solo esempio. Sulla scuola, personalmente, pensiamo che il modello, dopo verrà fuori un sacco di riflessioni per queste robe che dico, il modello che avevamo noi da piccoli, morbillo, funzioni. Se c'era un compagno di classe che si beccava il morbillo, cosa si faceva? Andava a casa tutta la scuola? Stava a casa, lui si metteva in isolamento. E dovrà accadere così, cioè i ragazzi che vanno a scuola, se hanno un compagno positivo, devono restare in classe. Allora, io voglio togliermi un sassolino dalle scarpe. Quando si trattava di decidere di aprire le scuole, io ricordo quanti genitori, quante mamme dicevano ma Zaia vuol chiudere fino a gennaio, e io cosa dicevo? Guardate che è una finta apertura questa, ve lo ricordate quante volte ve l'ho detto? È una farsa, questa non è un'apertura, perché non c'è una famiglia che abbia avuto un bambino che andava a scuola, che va a scuola, che non abbia avuto il figlio in quarantena o in isolamento. Noi possiamo dire tranquillamente che una classe su 2 se n'è andata in quarantena e poi con i guai, ad esempio, per le formule miste dove il vaccinato restava in classe, il non vaccinato andava in quarantena, dove la DAD non esisteva. Allora, se noi avessimo fatto la scelta di aprire dal 1° di febbraio, cioè da ieri, è vero che in linea di massima avremmo dato meno copertura all'accudimento dei ragazzi che comunque nel bene o nel male un po' di scuola se la sono fatta, ma è altrettanto vero che avremmo tolto tutta sta curva di alti e bassi che ha riguardato le famiglie, alla quale si è aggiunta, ricordo sempre perché non si è voluto ascoltare, perché io vedo sempre i commentatori, sembra sempre che quando dico delle robe le diciamo per far politica, alla quale si è aggiunta che dovevamo anche fare i tamponi a sti ragazzi, T0, T5 nelle scuole primarie, l'autosorveglianza nelle scuole secondarie andando in farmacia. Dopo magari la dottoressa Russo vi dà anche un bel dato del sistema di prenotazione e di autodichiarazione online della positività. Cioè, ci sono 45.000 cittadini che comunque hanno fatto tutto online, quindi non si sono neanche mossi di casa con il loro SPID, eccetera. Ovvio, il SPID, io ho detto che lo SPID, ve l'ho già detto l'altra volta, bisogna fare in modo che la gente usi la tessera sanitaria e via. Allora io penso una cosa, che noi dobbiamo chiedere che le scuole restino libere, che i positivi se ne vanno a casa, ormai il virus è endemico, gli scienziati daranno supporto o meno a quello che sto dicendo, ma condivido questa idea con l'assessore, con la dottoressa Russo, ma anche con molti colleghi presidenti. Dall'altro, io sono anche estremamente convinto che se le cose continuano ad andare così, il 31 marzo bisogna porre fine a questa storia dello stato d'emergenza. E guardate che ve lo dice uno che aveva sempre detto è prudente portare avanti finché serve. Però è altrettanto vero che adesso noi siamo, come si può dire, arrivati allo spartiacque. Se è vero che il virus c'è, ma è altrettanto vero che gli ospedali non caricano come dovrebbero caricare, o meglio come abbiamo visto che avrebbero caricato in altri periodi storici, è altrettanto vero che questa fase di endemica, che comunque ci aspettavamo, probabilmente è iniziata. Quindi io sono veramente per sostenere il fatto che spero che oggi, dopo la dottoressa e l'assessore vi diranno, si facciano delle scelte che siano un minimo e come si può dire, da buttare il cuore oltre l'ostacolo. Dall'altro non condivido la discriminazione nelle scuole tra vaccinati e non vaccinati. Ma ve lo dico perché se il principio è il positivo sta a casa, non è che devo andare a cercare quello che non è positivo ma non è vaccinato, deve stare a casa anche lui, perché se no non finiamo più. Cioè, oggi siamo chiamati a scrivere delle regole che dovrebbero valere all'infinito. Questa è la nostra visione, no? È come se stessimo scrivendo delle regole di sanità pubblica per l'influenza. Un bambino che ha l'influenza può andare in classe?
Solo l'incoscienza ci manda un bambino in classe, perché poi è un fatto anche, come si può dire, di senso civico, no? Per la tutela della sua salute e quella degli altri compagni di classe. Quindi è cruciale questo momento storico, perché scriviamo le regole e comunque nei prossimi giorni, nelle prossime settimane scriviamo le regole per il futuro. La vaccinazione sta galoppando. Posso dire che siamo arrivati all'88,9%, quindi siamo al 89%, 32,2% i 5 e 11. Aspettate, ormai noi siamo tutti esperti, ma dai 5 agli 11 anni uno su 3 si è vaccinato. L'88,9% è la media regionale, certa di oggi. E diciamo che tolti gli over, quelli che performano di più sono, tolti gli over 60 che sono tutti sopra il 90%, quelli che performano di più oggi sono i 50-59 anni che sono arrivati quasi al 90%, sono all'89,1%. Scatta l'obbligo, vi ricordo che da oggi con l'obbligo sopra i 50 anni abbiamo circa 160.000 persone che non sono vaccinate, a proposito di obbligo, no? In maniera indifferenziata, noi non sappiamo se sono lavoratori o no, sono sopra i 50 anni, hanno l'obbligo e sono circa 150.000. 60.000, over 50, perché l'obbligo è over 50. Sempre il giornale straniero stamattina scriveva della possibilità, Pfizer chiede agli Stati Uniti, alla Food and Drug Administration, di in via emergenziale di poter utilizzare, di autorizzare, non ho ben capito in che fase siano, il vaccino sotto i 5 anni. Allora, io penso che queste riflessioni spero che da noi non si portino tanto avanti, nel senso che fase emergenziale sotto i 5 anni, penso che a un certo punto bisognerebbe anche dire fermiamoci. Punto. Dico questo, siccome vedo sta notizia e siccome quando le leggi là fra qualche settimana arrivano di qua, i dati oggi ci dicono che possiamo gestire questa situazione, a mio avviso, senza pensare ad andare a vaccinare, ma è la mia opinione, anche i bimbi sotto i 5 anni. Perché? Perché fanno comunque vita di comunità diversa da quella di tutti gli altri ragazzini, perché comunque se è vero che il virus si sta endemizzando, è altrettanto vero che i dati ci fanno ben sperare. Io non aggiungo altro perché dopo il treno, quindi vi lascio spazio per un po' di domande sanitarie. Ma tutto è sanità in Italia. Dai, forza. Vabbè, allora cominciamo con Zambon. Allora, sanitaria, mi riallaccio a questa cosa che ha appena detto, è il caso di arrivare a ragionare sulla fine di uno stato di emergenza, proprio perché sta mutando lo scenario. A proposito di questo, ci racconta se ieri al Federale ha chiesto effettivamente, lo leggevo su Repubblica, di ricominciare a parlare di congressi all'interno del suo partito, perché la risposta che le è stata data, ma le chiedo conferma, è che al momento non è possibile proprio per la situazione sanitaria. No, c'è proprio un problema tecnico, perché le convention e le riunioni congressuali prevedono l'ingresso col Green Pass, rafforzato, il Super Green Pass, chiamatelo come volete. Quindi da un punto di vista giuridico chi non ce l'ha non può partecipare e quindi formalmente è eccepibile la convocazione. Questo è quello che ne viene fuori. Cioè, c'è stata fatta un'analisi sulla base proprio della mia richiesta, dicendo ma magari iniziamo intanto con tutte le sezioni eccetera, e quindi dal 31 marzo se non ci sarà proroga di stato di emergenza e saranno chiariti questi passaggi, possiamo andare avanti. E lei l'ha chiesto perché è un'esigenza che sente anche dalla base? No, io non l'ho chiesto in maniera polemica, ne ho parlato perché la sede nella quale bisogna parlarne è quella, ed è altrettanto vero, questo lo devo dire per correttezza, che lo stesso Salvini in più occasioni ne ha parlato, però il tema del Covid, come si può dire, complica tutte queste convocazioni e i conseguenti assembramenti proprio per legge.
Cambio un attimo argomento. Prego. E le chiedo un commento invece su i fondi olimpici e questa diatriba fra Belluno e Verona che abbiamo, di cui abbiamo dato conto oggi. L'assessore De Berti è stata molto chiara, la vicepresidente è stata molto chiara. Stiamo parlando di opere cantierabili, non si sono persi fondi da nessuna parte e posso anche garantire che la dimensione dei fondi che sono stati stanziati per Belluno e che verranno stanziati ulteriormente è copiosa e assolutamente, come si può dire, in grado di saturare le istanze che sono state presentate. Adesso non sé, premesso che tutti quelli che stanno parlando e fanno i cattoni, i censori, sono quelli che quando era ora di sostenere le Olimpiadi dicevano vai avanti da te che a me viene da ridere, perché c'era l'idea folle del comunicato stampa di Zaia che prende in giro i veneti, giusto? Funzionava così la dichiarazione. Adesso vedo che tutti sono interessati alle risorse. Guardate, ce ne sono veramente tante di risorse, perché oltre a questi 324 milioni di euro, voglio ricordarvi che ne abbiamo già stanziati, perché l'onestà intellettuale vorrebbe che uno dicesse, premesso che grazie a questa operazione che Zaia e la Regione ha messo in piedi e con la scusa delle Olimpiadi abbiamo stanziato quasi 300 milioni di euro per la variante di Longarone, ci sono stanziati. Altri 300 milioni di euro per la variante di Cortina, ci sono stanziati. 60 milioni di euro per il Bob, ci sono. E poi ulteriori soldi. Alla fine bisogna anche avere opera da fare. Poi c'è tutto il programma ANAS che viene avanti. Dobbiamo fare il villaggio olimpico, soldi ancora. Andremo a recuperare tutta l'area del trampolino per fare la Medal Plaza, cioè dove si faranno le premiazioni, ma resterà poi a beneficio della comunità un anfiteatro naturale per fare eventi, manifestazioni, concerti, tutto quello che sarà. Lasceremo immobili a disposizione di tutto quello che sono gli stagionali che non sanno dove andare a dormire. Andranno a dormire negli immobili del villaggio olimpico, quello da parte diciamo solida che non sarà movibile, no? Quella amovibile, quella delle strutture che faremo, che ci verranno attualizzate. Collegamenti intervallivi, Cortina, Valzoldana, quindi Civetta e Cortina a Rabba. Avremo il doppio del percorso del Sella Ronda. E poi potremo incontrare all'infinito, cioè di cosa stiamo parlando? Stiamo lavorando sul treno delle Dolomiti, che non ce lo siamo dimenticati. Fare cattone e censore, capisco, non bisogna essere cattone, anche, non solo censore. Grazie. Questa mi è venuta bene, Filippo. Non se lo dice lei. Esatto. Cosa hai detto, scusa? No, se lo dice lei, vabbè. Oggi è brutta giornata. Ecco, col suo permesso vorrei tornare sulla settimana romana. Allora, vedete che il Covid non è più un problema? Basta. Pare di capire che insomma, il segretario Salvini abbia condotto in maniera abbastanza personale le trattative, poi culminate in una serie di votazioni non proprio felici per il centrodestra, che gli hanno attirato molte critiche, quelle che abbiamo sentito in questi giorni. Le chiederei, posto che dalle sue dichiarazioni insomma lei non ha mai nascosto un certo favore per un'ipotesi prima di trasferimento del presidente Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale e poi una certa soddisfazione per la permanenza di Mattarella, tant'è che ha fatto parte della delegazione di presidenti che è andato a sollecitarlo in questo senso, vorrei chiederle, uno, se lei ha avuto una qualche parte nella fase delle trattative della Lega, trattative presidenziali, due, se come amministratore si ritiene soddisfatto dell'epilogo di queste votazioni, di questa settimana presidenziale. Prima io non ho avuto ruoli perché non mi competevano ruoli di negoziato. Voglio ricordare che la Costituzione attribuisce
al Parlamento l'elezione del Capo dello Stato. Le due Camere si riuniscono, prova ne sia che voi avete visto la Presidente Casellati e il Presidente Fico, e 1.009 elettori votano. Ovviamente il Parlamento viene coordinato dal segretario di politica. Non c'è una coalizione politica, non dico un partito, impensabile, ma neanche una coalizione politica tra i 1.009 che ha o aveva i numeri per eleggere in autonomia il proprio Presidente. Forse questo è un passaggio che non è passato in qualche casa, cioè un Presidente di centrodestra che i voti del centrodestra era impossibile votarlo perché mancavano voti. Un Presidente di centrosinistra e voti di sinistra, impossibile. Di mezzo c'è stata un'attività, diciamo, con dei nomi che sono stati presentati, valutati, definitelo come volete. Alla fine questa è stata la situazione, diciamo, per uscire dallo stallo. Io ho già rivisto questo scenario quando c'è stata l'elezione di Napolitano 2, che voglio ricordarvi che si fece Napolitano 2 perché il Parlamento andò in stallo. Dopodiché non sono situazioni di ripiego, vedo che i mercati e gli osservatori internazionali, il tandem Draghi-Mattarella lo hanno premiato. Qualcuno dice: mica se me ne frega dei mercati e degli osservatori internazionali. Beh, vuol dire che te vivi fuori dal mondo, semplice, perché io penso che sia la soluzione che è stata portata sia quella. Dopodiché, se c'era qualche fenomeno tra le altre forze politiche non appartenenti alla Lega che aveva la soluzione, visto che sono tutti autorevoli, le potevano dire, ma non avevano i numeri, sono sempre lì. Quindi qui il contributo di idee serve poco, ci vogliono i numeri. Siamo orgogliosi di aver avuto, insomma, in votazione personaggi veneti, e anche, mi permetto di dire, e anche in predicato, perché in votazione abbiamo avuto la Presidente del Senato, il dottor Nordio, cioè, insomma, veneti. E voglio ricordarvi che se fosse andata in votazione la dottoressa Belloni, è padovana anche lei. Però mi scusi, io le avevo chiesto se lei è personalmente soddisfatto di questo epilogo. Beh, questa, io ti ho detto, la situazione dello stallo porta qui, punto. Cioè non è che c'è soddisfazione e insoddisfazione, c'è un capo dello Stato e non c'è altro da aggiungere. Cioè non è che è una tifoseria questa qui. Cioè il Paese ha bisogno di correre, di vedere investiti 229 miliardi di euro, i cittadini hanno bisogno di vedere il calo delle bollette, le materie prime che creano il fermo produttivo in molte aziende. Si è parlato molto anche di questo e spero che il governo faccia dei provvedimenti in tal senso, perché molte aziende e molte famiglie sono in grossissima difficoltà. Confida che il Presidente Mattarella darà una mano sul versante autonomia? Sì. Grazie. Prego. Cristina Giacomuzzo. Buongiorno, io torno sul Covid. Brava. E volevo chiedere un chiarimento sul passaggio che ha dichiarato prima, cioè se ci concentrassimo sugli asintomatici il quadro anche ospedaliero cambierebbe, non solo il fronte scuola. Allora mi chiedevo, uno, se avete quantificato la mole dei Covid positivi con sintomi e quelli no, e come potrebbe cambiare il quadro anche di gestione ospedaliera in questa fase. Gestione ospedaliera, diciamo, noi dobbiamo adesso riscrivere il piano di sanità pubblica, ne abbiamo parlato stamattina, rispetto agli accessi, alla possibilità per i familiari, tutto il tema, cioè voi capite che in questa fase noi siamo ancora quelli che prudenzialmente hanno adottato delle restrizioni forti, case di riposo, accessi in ospedale, eccetera. La riapertura di alcune attività che siamo in grado di riaffrontare, facendo in modo di tornare a regime ad occuparci dei pazienti che non siano Covid, a pieno titolo e a pieno regime.
Dall'altro io non conosco la proporzione tra sintomatici e asintomatici, non ce l'abbiamo, ma possiamo farvela avere, insomma, non c'è problema. Però vedete che comunque il sintomatico grave, a fronte di 20.000 contagiati, significa che noi abbiamo mediamente 2.000 persone in ospedale, il che non ha un grande impatto. Adesso va di moda dire sì, tanto il Covid, ho fatto 2 o 3 giorni di raffreddore, però c'è anche chi non se lo fa il raffreddore, va direttamente in terapia intensiva, c'è una gamma di evidenze cliniche, no? Poi non so se è in grado di dare proiezioni a lungo termine per quanto riguarda però i contagi, nel senso che sarebbe interessante capire, dopo la curva in alto, il picco che abbiamo avuto di contagi, questo è in remissione la curva. È in remissione? È in remissione. Quanto velocemente? Nel senso che noi consideriamo una ventina di giorni. Grazie. Considerate che noi abbiamo un aspetto che è virtuoso ma che è un guaio, che facciamo tanti tamponi. Però se già domani mattina si decidesse che il contact tracing fatto così non ha più senso di essere fatto, ma guardate, questo ve lo dico perché poi voi magari andate a intervistare gli scienziati e vi dicono Zaia dice follie. No, vi dico che bisogna non essere ipocriti. Con 20.000 contagiati al giorno il contact tracing non funziona, ma anche i miei colleghi lo dicono. Cioè la mole c'è un po' un cane che si mangia la coda, più tamponi facciamo, meno contact tracing facciamo. Io ringrazio, fatemelo fare perché mi hanno anche scritto spesso, ringrazio tutti i ragazzi, gli operatori che sono lì H24 a telefonare ai pazienti che abbiamo a casa, ai positivi, e che nel limite del possibile cercano sempre di avere una parola, diciamo, di conforto e di aiuto nei confronti di tutta sta mole di persone che sono in isolamento. Ne abbiamo oltre 200.000 oggi, più i 16.000 che si sono aggiunti oggi, cioè nelle ultime 24 ore, quindi è veramente una grande mole di lavoro che noi non riusciamo a fare assolutamente. Alda Vanzan. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Velocissimamente Prego. sulla Lega. Sì. Viviamo in un regime di democrazia politica e anche nei partiti il popolo elegge i propri rappresentanti, i quali dettano la linea, ma esiste anche il diritto del dissenso. Lei che cosa pensa del fatto che nel suo partito chi osa obiettare rischi l'espulsione o sanzioni disciplinari pesanti? Ma guarda, al momento non ne ho viste, le ho viste annunciate, perché neanche ieri, dopodiché le singole posizioni hanno tutte, come si può dire, una genesi e una storia personale. C'è il diritto, come si può dire, c'è il diritto di replicare, di controdedurre, penso che poi, come si dice, al di là di casi eclatanti che c'è, che prima di parlare magari qualcuno aveva già deciso di non essere della Lega da mesi, i leghisti di OCG, diciamo, avranno modo di argomentare e cercare magari di chiarire le loro posizioni, ma questo rientra nella, come si può dire, nel modus operandi storico. Dopo mi conoscete, io non sono uno che vive di sanzioni e di robe, però insomma, ci sono delle regole, però ci sono anche dei diritti che chi verrà magari chiamato in causa è giusto che possa anche difendersi e argomentare. Dopodiché i problemi sono anche altri nella vita. Diciamo che se tutti abbassassimo un po' i toni, si sentirebbe di più la voce. Sono stato anch'io oggetto di provvedimenti, in passato. Sì, anni fa, tanti anni. Mi hanno mandato una lettera una volta. Vabbè, ma c'è. Sinceramente, sarà stato, ero già presidente della regione, forse avevate anche scritto, non ricordo neanche più, so che mi arrivò una lettera di censura. Solo un'ultima cosa rispetto... Non ho dormito di notte. Già non dormo. O meglio, non ho dormito per quel motivo. Rispetto a quanto chiedeva la collega,
può essere che le due cose, il ritorno sui congressi, siano legate? Cioè, manca forse uno spazio di confronto interno, visto che c'è questa tendenza a uscire in modo... Allora, io sono un inguaribile ottimista e penso che qualsiasi partito o organizzazione debba comunque dar corso agli impegni che lo Statuto prevede. Questi 24 mesi con gli stati d'emergenza, l'impossibilità di... Pensate solo che griderebbe vendetta se fai il comizio o non fai il congresso, ma siccome non si fa più niente, cioè voi avete notizie di comizi, non si può far nulla, siamo nella fase di stallo. Questo è vero. Avendo io portato questa istanza come, diciamo, in maniera costruttiva, dicendo che addirittura mi è stato anche spiegato un aspetto che io non avevo valutato, che chi non può partecipare può fare ricorso e invalidare la riunione, che conoscendo insomma il nostro spirito è probabile che accada. Quindi portiamo pazienza fino al 31 marzo, dopodiché io spero si dia la stura. Noi abbiamo tutte le sezioni comunali da fare e poi ci saranno i provinciali e poi c'era il nazionale che per noi vuol dire regionale, ma insomma è comunque impensabile che si possa non avere i congressi, non è neanche stato messo in dubbio questo. Grazie. Prego. Mi pare che avesse chiesto di intervenire Tosatto o mi sbaglio? No? Sbaglio. Sbaglia. Bene, allora sembra che non ci siano altri interventi. Io lascerei la parola, vuoi fare prima te un passaggio e dopo facciamo prima l'assessore Lanzarin, che ringrazio, le ridò il benvenuto dopo 15-20 giorni. Fra l'altro faccio gli auguri al presidente Federica, che ho sentito prima, che è asintomatico ma è positivo, da ieri sera. Sì, ho letto, e faccio gli auguri anche, ma mi risulta asintomatico anche il sindaco Brugnaro, no? E poi alla dottoressa Russo, che vi dà un quadro anche, dottoressa, se possiamo, di quello che dice l'organo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ICDC, non come dice Crozza che io cito gli ACDC. Grazie e buon lavoro, scusate, devo andare a Roma. Sì, grazie. Ovviamente resta fermo per i cittadini, bisogna portare la mascherina, bisogna evitare di andare a inguaiarsi con l'infezione, ma insomma sono le cose che si fanno. Del resto, se ci pensate, se oggi ci fosse un viaggio in macchina, lasciamo perdere il Covid, ma l'esperienza del Covid ce l'abbiamo, e ci fosse una persona che starnutisce in macchina e ha raffreddore, cosa faremo? Ci metteremo una mascherina, perché abbiamo capito che con 24 mesi di mascherina il raffreddore non te lo ciappi. Grazie. Prego, assessore Lanzarin. Allora, molto velocemente, poi lascio la parola alla dottoressa Russo. Noi avremo l'incontro alle 13:15, quindi dovremmo fare anche presto, perché dovremmo andare a collegarci con il governo e le regioni in previsione del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, che dovrebbe varare il decreto con le nuove misure, che dovrebbero essere, però non le anticipiamo, cioè perché non le sappiamo, quelle della scuola, quindi il protocollo relativo alla scuola rispetto quindi a far sì che ci sia meno DAD e più presenza, però capiremo insomma quanti casi in classe, da quanti casi scatta eventualmente la DAD e quant'altro. E poi c'è il discorso legato alla validità del Green Pass. Sapete che si è parlato di una validità illimitata del Green Pass da 3 dosi con la dose booster, no? Dovrebbero essere questi insomma i due contenuti principali dell'incontro che abbiamo e poi del decreto. Abbiamo fatto ieri invece in Commissione Salute, e mi ricollego a quanto diceva il Presidente, delle osservazioni degli emendamenti rispetto il discorso degli over 50 e quindi il fatto che dal 1° febbraio, voi sapete, è scattato l'obbligo. Perché rispetto a quei 160.000 che oggi mancano all'appello, qualcuno di voi insomma l'ha anche scritto, oggi la norma prevede che l'Agenzia delle Entrate li contatta direttamente
e gli dice: signor Rossi, lei non ha ancora effettuato appunto l'obbligo vaccinale, la invitiamo a rivolgersi alla propria USL di appartenenza, e il signor Rossi ha 10 giorni per rivolgersi alla propria USL di appartenenza e specificare, dire che non si è vaccinato perché è una persona che ha delle esenzioni, ha delle tipologie di malattie che non lo prevedono, insomma formulare la documentazione perché non si è vaccinato e quindi rientra le persone eventualmente esentate. L'USL ha altrettanti 10 giorni per convocare il signore, sentirlo, guardare la documentazione e poi rimandare il tutto all'Agenzia delle Entrate, che dovrebbe poi fare il passaggio finale con l'eventuale sanzione, no? Che è in capo all'Agenzia delle Entrate, no? Cosa abbiamo detto anche ieri come Regioni in Commissione Salute? Che non ci sembra opportuno che ci sia sto aggravio di mansioni all'interno delle USL, che già sappiamo insomma stanno facendo molta difficoltà, proprio perché tra contattresi positivi, tra vaccinazione e quant'altro, insomma tutto il discorso legato alle scuole, insomma sapete, insomma siamo in affanno, tenendo conto che anche tra le nostre fila ci sono, l'ultimo dato erano circa 2.000, spero siano un po' diminuiti, personale sanitario positivo, la maggior parte asintomatico, ma oggi con le norme che ci sono insomma devono rimanere a casa finché non si negativizzano, con delle, a volte come la sottoscritta, insomma, che non si negativizzano dopo 7 giorni ma oltre i 10 giorni, no? Quindi abbiamo ieri appunto presentato questo emendamento chiedendo che ci sia una semplificazione, non ci sia questo aggravio nei confronti delle aziende sanitarie che sono già insomma oberate, quindi ci sia un passaggio diretto della Agenzia delle Entrate, perché l'Agenzia delle Entrate tramite il Ministero può già verificare quelli che hanno delle esenzioni, quindi senza fare questo passaggio di carte che comunque implica personale, implica tempi e quant'altro. Questa è la novità insomma di ieri, dopodiché aspettiamo rispetto appunto all'incontro che è iniziato già in questi minuti, quindi rispetto a quelli che sono i contenuti del nuovo decreto, che però sono i 2 principali, poi se c'è qualcos'altro insomma ve lo diciamo. Io avrei finito. Grazie Assessore. Dottoressa Francesca Russo, a lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, in maniera molto veloce vi volevo dire quello che è emerso dagli ultimi documenti del 27 e del 28 gennaio che sono stati pubblicati dall'ECDC, che è l'ente europeo per il controllo delle malattie. Allora, l'ECDC fa una valutazione che riguarda naturalmente tutti i paesi europei e mette in evidenza come tutti i paesi europei, quindi non soltanto l'Italia, non soltanto il Veneto, è in questo momento in una situazione di pressione sia per quanto riguarda la società, quindi la popolazione, sia per quanto riguarda il sistema sanitario. E quindi dice che questo può portare insomma a dei problemi che riguardano il lavoro, perché molte persone risultano essere positive e quindi assenti dall'ambito lavorativo, soprattutto nell'ambito dei servizi essenziali, quindi per quelli che forniscono i servizi principali alla comunità, sia per quanto riguarda il sistema scolastico. Quindi è una problematica, questi 2 elementi sono dei problemi che riguardano praticamente tutti i paesi. Per quanto riguarda la variante Omicron, ormai è quasi diffusa in maniera uniforme in tutti i paesi europei e l'ECDC dice che quasi tutti i paesi, prevede che quasi tutti i paesi abbiano raggiunto il picco, e questo diciamo è un elemento positivo, perché da quello che vediamo negli ultimi dati, ma dobbiamo insomma sempre aspettare il consolidamento, adesso siamo in una fase di discesa. Un elemento importante che dice che questa come si può dire, predominanza della variante Omicron con questa caratteristica di elevata contagiosità lascerà la popolazione europea, come si può dire, con un primo contatto con il virus e quindi con uno stimolo del sistema immunitario che insomma è positivo nel considerare questa fase come una sorta di fase di endemizzazione del virus, e quindi probabilmente, come non si esprime naturalmente in questi termini,
però potrebbe essere utile perché potremmo avere a che fare con una malattia che presenta una gravità via via inferiore. Nel contempo dice comunque che le varianti sono e saranno sempre presenti per quanto riguarda questo virus, e quindi ci saranno la variante Omicron 1, la variante Omicron 2, avete anche letto queste cose, però fortunatamente per i dati che abbiamo al momento abbiamo una ridotta, sembra un ridotto impatto sulla gravità della malattia, mentre si è osservato questo a livello di tutti i vari paesi, lo viviamo anche nel nostro territorio, che molti soggetti rimangono positivi per un periodo abbastanza lungo. Questo non è probabilmente direttamente correlato con il fatto che la persona, pur rimanendo positiva, rimanga contagiosa. Questo è un passaggio molto importante. Loro ritengono, dagli studi che sono stati fatti in molti paesi, che la contagiosità dei soggetti positivi si concentri principalmente nei primi 5 giorni. E quindi questo ci aiuterebbe ad adottare le misure. Ha comunque fatto un documento ad hoc specifico sull'isolamento, con una identificazione in termini di isolamento per le persone asintomatiche o paucisintomatiche che sono vaccinate, con un isolamento pari a 6 giorni, quindi un po' più ridotto rispetto al nostro. È per le persone 6 giorni, il nostro è 10 giorni con gli ultimi 3 giorni asintomatici. In questo caso loro dicono 6 giorni, naturalmente per i soggetti paucisintomatici che non devono aver avuto la febbre nelle 24 ore precedenti, poi se dovessero risultare positive prevedono un test ogni giorno, se è possibile, se il sistema lo consente, e per uscire velocemente. Invece se il periodo di isolamento si protrae 10 giorni, al 10° giorno nessun test. Quindi i lungamente positivi, che attualmente abbiamo identificato ai 21 giorni, andrebbero a essere eliminati nei soggetti però che sono asintomatici o paucisintomatici. Invece specifica per le persone che hanno avuto una sintomatologia severa, anche con eventuale ricovero ospedaliero, o per le persone che sono in una condizione di immunocompromissione, quindi le persone più vulnerabili, qui l'isolamento deve essere considerato in maniera più attenta e quindi di mantenerlo fra i 14 e i 20 giorni, quindi con una valutazione specifica che è proprio mirata nei confronti di queste persone. Poi fa anche un'altra, l'avevo accennato nelle volte in cui ci siamo visti, prevede anche che per i lavoratori dei servizi essenziali, che sono gli operatori che lavorano nell'ambito sanitario, quelli che lavorano nei trasporti, quelli che praticamente mantengono i servizi essenziali, di poter ridurre ulteriormente, se la pressione a livello della comunità è elevata, a 3 giorni di isolamento, con possibilità, se possibile, fare il test, e poi 3 giorni di autosorveglianza. Quindi questo permetterebbe, come dicevamo prima, proprio per la necessità di avere operatori non solo nel campo sanitario ma anche nei trasporti, ma anche nella scuola, di poter eventualmente tornare al lavoro e rimanere comunque in una condizione di sicurezza. Noi abbiamo preparato queste proposte, l'ho già detto, le abbiamo presentate al gruppo che si è costituito a livello istituzionale di dialogo con gli enti tecnici centrali, ma stiamo scrivendo anche il nostro piano di sanità pubblica. E quindi questo è la cosa per quanto riguarda l'isolamento. Per quanto riguarda il contact tracing, quando l'incidenza è così alta, non rappresenta più una misura di contenimento del virus, perché effettivamente il virus si diffonde nella stessa, in maniera poco controllabile attraverso il contact tracing. E anche l'ECDC dice di mirare il contact tracing a condizioni di particolare rischio, soprattutto le comunità chiuse. Cosa vuol dire? Vuol dire dove ci sono soggetti vulnerabili, dove le persone per condizione di difficoltà, tipo le comunità degli anziani oppure le carceri o altre situazioni, in quel caso fare un contact tracing mirato, mentre per il resto della popolazione non è più, deve essere sospeso. Questa è una cosa
che abbiamo discusso molto anche con il Ministero della Salute e con l'Istituto Superiore di Sanità, e quindi anche questa proposta dovrebbe insomma andare in porto. Questo naturalmente dovrebbe essere applicato in tutti i setting e per tutte le fasce d'età, e alleggerirebbe moltissimo quelli che sono insomma gli adempimenti di apertura e chiusura della quarantena e anche i relativi test, che a questo punto, non avendo più la disposizione della quarantena in maniera indiscriminata per tutta la popolazione, ridurrebbe moltissimo questo tipo di onere. Una cosa positiva che possiamo dire: abbiamo lanciato in questa sede qualche settimana fa la piattaforma per la sorveglianza Covid. Voi sapete che in questa piattaforma, che riguarda praticamente i soggetti che risultano positivi e che non riusciamo a contattare perché sono tantissimi e quindi è umanamente impossibile, vengono contattati in maniera informatica, quindi ricevono un SMS, hanno la possibilità di collegarsi a questa piattaforma e senza SPID intanto di prenotarsi il tampone di fine isolamento. E abbiamo visto che lo hanno prenotato in 9 giorni 45.000 persone. E poi, per quanto riguarda invece la possibilità di scaricarsi con lo SPID il certificato di isolamento, solo sono scaricati con lo SPID 66.000 persone, sempre nei 9 giorni. Poi all'interno, con lo SPID c'è la possibilità di accedere alla propria scheda, e ritorno alla domanda che è stata fatta prima rispetto ai sintomatici e agli asintomatici. Lì noi chiediamo alla persona di segnare se è asintomatica in quel momento oppure sintomatica. Queste schede lo hanno compilato non i 66.000 che si sono collegati, probabilmente è necessario, ne approfitto per sensibilizzare in questo senso perché ci consente di avere un dato. 14.000 persone, quindi 14.000 persone hanno compilato anche questa scheda che riguarda la propria condizione iniziale di sintomaticità o asintomaticità. Quindi diciamo che questo si aggiunge naturalmente all'enorme sforzo che stanno facendo i nostri operatori dei dipartimenti di prevenzione, dei servizi di igiene e sanità pubblica, anche i medici di medicina generale, i pediatri mettono in quarantena e in isolamento, quindi questo enorme sforzo organizzativo è anche supportato da questa piattaforma che speriamo venga sempre più implementata, e vediamo adesso se troviamo anche una sezione anche per la scuola, quindi per agevolare questo percorso. Quindi poi volevo dire che per quanto riguarda invece il sequenziamento, abbiamo in discussione delle nuove strategie con il Ministero e con l'Istituto, e molto probabilmente sarà previsto un sequenziamento con la survey, che voi sapete viene fatta a delle date che vengono individuate dal Ministero su campionamento casuale, quindi un certo numero di campioni per ogni regione in base alla dimensione della regione, ma la proposta del Ministero e dell'Istituto è anche di fare un sequenziamento continuo dove praticamente si vanno a selezionare i tamponi delle persone che si trovano in condizioni severe, in condizioni di media asintomaticità e gli asintomatici, in modo tale da capire quali tipi di variante sono più collegate o di scoprirla velocemente alla severità della malattia piuttosto che invece alla sintomaticità. Ecco, questi sono gli elementi di nuova notizia riguardo a quello che dice l'ECDC. Poi le raccomandazioni principali che comunque l'ECDC ritiene valide per tutti i paesi, infatti mantiene ancora una certa prudenza sulla minore aggravio, ma minore gravità di questa malattia, però dice che questo virus, questa variante, abbiamo detto riduce quella che è la risposta del vaccino, e proprio per questo determina molte reinfezioni nei soggetti che sono stati vaccinati. Fa un confronto con la Delta e dice che la Delta determinava lo 0,7% di reinfezione nei soggetti interamente vaccinati, questa variante il 7,6%, quindi una proporzione enorme rispetto a prima. La maggior parte di questi soggetti sono asintomatici o paucisintomatici, e questo lo viviamo perché è realtà dei nostri giorni. Ma sembra che questo elemento di reinfezione
funzioni come da booster naturale e quindi dovrebbe, insomma, diciamo sempre il condizionale d'obbligo in un virus che ci spiazza tutte le volte, insomma, rafforzare quella che poi è tutta la comunità e quindi ridurre la circolazione del virus. Questi, insomma, sono gli elementi principali. Io oggi sono più protetta. L'assessore è protetta. Ci sono domande per la dottoressa Russo. Cristina Giacomuzzi. Due cose, magari una scusa per l'assessore Lanzarin. In prospettiva prima si diceva, il Presidente parlava di una riduzione dei contagi anche a 20 giorni e stanno calando le ospedalizzazioni, i tassi di ospedalizzazione. Cos'è che aprirà per prima e più o meno quando? Allora, noi il provvedimento era la circolare, insomma, che è quella che era stata fatta dal dottor Flor, che prevedeva la chiusura di tutta l'attività specialistica a 30-60 giorni, quindi questa potrebbe riaprire, credo, adesso monitorando e quindi stabilizzando i dati. E poi c'era anche l'attività chirurgica programmatoria in elezione che richiedeva posti in terapia intensiva, quindi anche questa, insomma, in parte credo che potrebbe riaprire. Voi sapete che tutta questa operazione era dettata dal fatto che noi abbiamo dovuto anche convertire del personale che era in altri reparti in reparti Covid o comunque in assistenza oppure in punti tampone, quindi man mano, diciamo, che scendono, e oggi vediamo, insomma, anche nei nostri centri tampone, grazie anche alle farmacie, ai medici di base e quant'altro, sta calando un po' la tensione. È chiaro che riusciamo a riprogrammare e riorganizzare tutte le attività, quindi mi auguro, insomma, ho già chiesto alla direzione di fare una verifica puntuale e di fare una verifica anche rispetto, perché oggi non abbiamo il dato aggiornato di quante prestazioni sospese, avevamo quello vecchio, poi avevamo fatto la ripresa, eravamo andati giù molto bene anche, insomma, durante l'estate, quindi ho chiesto anche il dato aggiornato di tutte le prestazioni sospese, che quindi capiamo anche da dove dobbiamo ripartire, però non ce l'ho oggi. Grazie. E per la dottoressa Russi parlava di un piano di sanità che andava riaggiornati, che tempi ci sono e bisogna aspettare prima il decreto di questa sera prima di farlo? Beh, il decreto di questa sera per forza, perché è chiaro che il decreto di questa sera, visto l'imminenza, insomma, delle misure che potrebbe cambiare, speriamo cambi, alleggerendo tutta una serie di adempimenti di cui, insomma, che conosciamo bene, è importantissimo. Poi in parallelo, vi ho detto, abbiamo questa interlocuzione, noi intanto il nostro piano cominciamo a scriverlo, se ci sarà anche, come si può dire, il sostegno del Ministero e la condivisione che comunque, insomma, nelle nostre attività di sanità pubblica abbiamo sempre condiviso, anche se a volte ci siamo anche portati un po' avanti. Naturalmente, insomma, questo lo scriveremo a breve e quindi, insomma, nel giro di qualche settimana ce l'avremo pronto. Adesso vediamo un attimo anche la velocità delle misure che cambiano, ecco, però il quadro, insomma, sembra più favorevole, questo ci consente di allargare, aprire, insomma, alcuni tipi di cose, concentrarci e mirare la nostra attività sui contesti invece più critici. Alda Vanzani. Dottoressa, scusi, la proposta sugli asintomatici, cioè la persona che è positiva ma non sta male, che sta bene, gli si farebbe resterebbe a casa in isolamento per 6 giorni, tampone ogni giorno, al 7° si negativizza e esce. Non tampone ogni giorno. Se risulta positivo al 6° giorno, no, fa nessun tampone. Sì. Dal 7° li fa ogni giorno. Okay. E se al 10° è ancora positivo? Lei ha detto, e comunque al 10° giorno nessun test. Sì, perché l'ICDC dice che poi si abbassa la capacità infettante del virus. E quindi in quel caso si fa una misura di quelli che sono i CT, quindi della carica virale, stabilisce anche dei cut-off, che naturalmente sono di stretta pertinenza dei microbiologi, quindi vedremo anche con loro, ma quando effettivamente non si tratta di virus che hanno capacità infettante, ma sono pezzi di virus, frammenti, ecco, meglio, di virus che non hanno capacità infettante, la persona viene liberata. Diciamo che l'ICDC segue questa logica. Quando riduce l'isolamento, i giorni di isolamento, prevede un test alla fine. Quando invece lo allunga, non prevede nessun test. Questo si basa sulla logica che la capacità di contagiosità della persona è intorno ai 5 giorni. È per questo che è
mantiene questo tipo di intervallo precauzionale. Più allunga l'intervallo, cioè i giorni di isolamento, elimina il test di fine isolamento, perché a quel punto non ha senso, perché il rischio residuo di essere una persona che contagia altri si riduce. Mentre quando lo accorcia dice è meglio fare un test alla fine perché così siamo più sicuri. Voi baserete il nuovo piano di sanità pubblica su tutto questo documento dell'ECDC? Certo. Sì, e anche su quello che emergerà. Adesso mi hanno appena scritto che è ancora in corso la cabina di regia, quindi l'incontro è stato spostato dalle 15 alle 16, quello che emergerà insomma tra cabina di regia, governo e tutto il resto insomma. Bene, se non ci sono altre domande, grazie a tutti e buona giornata.